Buonasera e benvenuti al Circolo Stella Azzurra, dove sta per andare in scena la 10ª giornata di Serie A Calcio a 8 Girone Roma. Si affrontano la Roma e l'Alitalia. Si interrompe quasi immediatamente, ancora il capitano dell'Alitalia, la conclusione da lontano, la respinta da parte di Caterini a occuparsi della battuta. Si attende il fischio del direttore di gara. In questo momento palla che gira e va a sfiorare il palo. Ottima punizione del numero 22. Ancora la palla che gira. Buono il cambio di gioco dall'altra parte e il tiro al volo. La grande risposta di Calcaro. Meglio la Roma che può ripartire. Ottima la sovrapposizione sulla sinistra. Può puntare ancora con il mancino a sfiorare l'incrocio. Ancora la Roma che imposta da dietro, supera la linea di metà campo, il numero 2 lascia partire, un'ottima conclusione, la respinta. Il numero 22 che sbaglia il rilancio e c'è il gol da parte del numero 8, Scichella. Il calcio d'angolo, va con il destro De Francesco, basso dietro per Severini. Di piatto, sotto l'incrocio, l'1-1 dell'Alitalia. Il passaggio incrociato, allora perde palla il numero 3 da lontano, va a scheggiare la traversa. La conclusione, attenzione, c'è una deviazione, ancora Pisapia da lontano, il 2-1, Pisapia, la Roma di nuovo in vantaggio. Trova il suo numero 33, prova a entrare in area, ancora e subito il pareggio immediato da parte di De Francesco, 2-2. A battere, va Severini con il destro! Ed è un gol meraviglioso, quello del 3-2, Severini, l'Alitalia di nuovo, anzi è per la prima volta in vantaggio. Sotto 2-1, adesso è avanti per 3-2. Da lontano subito Scichella e poi la traversa di Feola, portiere battuto. Un avversario lo salta, non il secondo, però la palla gli torna sui piedi ed è ancora Severini. Il quarto gol dell'Alitalia. Da lontano con il destro c'è una deviazione, Feola prova a girarsi, Feola verso il numero 7 Seferi che con il mancino, il solito Seferini, vediamo se converge, va invece sul fondo, la mette in mezzo, benissimo per la corrente. Chella allarga subito verso destra, la palla in mezzo, c'è una deviazione, Sestili riapre i giochi a pochi minuti dalla fine. Roma ancora si libera molto bene, trova De Francesco che converge con il sinistro e forse va a chiudere la partita. De Francesco 5-3. Il controllo ancora per De Francesco, la palla in mezzo per il numero 27 Berardi che la chiude, 6-3 per l'Alitalia. Alla conclusione dell'incontro e c'è ancora l'Alitalia pericolosamente in avanti. C'è il 7-3, Belardinelli. E proprio sul 7-3 di Belardinelli l'arbitro dichiara la fine delle ostilità. L'Alitalia ha battuto per 7-3.